Duilio, Ines, proseguiamo con la nostra Green Therapy, la terapia del verde. Anche se io preferivo la Green Tone Therapy, la terapia del rosso. Duilio, ut non loquantur. Ah, In italiano, te capisci? Proverò anche in latino. Tasi. Sì. Come si fa la terapia del verde? Attraverso delle attività che potete fare come coppia insieme in natura. Ad esempio, voi che attività fate all'aperto insieme? Beh, noi portiamo insieme fuori le scoazze in giardino. portiamo insieme il cane a fare i bisogni in giardino. A volte mando Duilio a prendere la salvia in giardino. Però se va solo Duilio non la fate insieme. Tranquillo che dopo mi tocca andare anche a me perché Duilio non sa distinguere tra salvia, rosmarino, origano, niente. Poi usa tutto uguale. Se tutto è verdi. Tutto è verdi, tutto è verdi. Certo, capisco. Però io intendevo delle attività da fare all'aperto al di fuori del vostro giardino. Ah, beh. Beh, una volta ti ricordi che a volte siamo andati lungo un argine bellissimo, meraviglioso, a raccogliere le erbette, sai, quelle di stagione. Sì. Abbiamo tirato su gli scrizioli, i carletti, I pizzacani. i pizzacani, i bruscandoli. Sì. Io ne ho trovati un mazzetto così. Duilio, 4 sporte piene. Bene. Sì, bene. Peccato che dentro gli era tutte erbe matte da buttare via. Se tutto è verdi. Tutte verdi, sì. tutte verdi. Però vedi, non serve che facciate chissà che cosa, l'importante è che facciate delle cose insieme all'aperto, in natura, non so, andate a fare una passeggiata al fiume, in spiaggia, che so, in una riserva naturale. L'importante è che lo facciate insieme come coppia. Bello. Che ritorniate a essere un po' come quando eravate fidanzati. Beh, magari dottore, Ecco. magari. Guardi, io tornerei immediatamente a come quando che eravamo fidanzati. Bene. Davvero, Duilio? Sì, abitava ancora a casa con sua mamma. Duilio, tu es cancar omen. E qua non so il latino, ma penso di averla intuita. Ecco. Perché stressarti quando puoi rilassarti? Scopri il Parco del Delta del Po. Bici, escursionismo, canoa, gite in barca, proposte didattiche e molte altre esperienze a contatto con la natura. Visita il sito www.parcodeltapo.org. Ora che ho trovato rosmarino selvatico. È verde. Magari potrebbe essere velenosa. Assaggia. Assaggia.